Buongiorno a tutti, scusatemi se ho ripetuto questo video 3 o 4 volte perché l'ho girato più volte perché mancava l'audio e avevo avuto dei problemi, ma avendo attrezzatura nuova dovete scusarmi. L'ho già inaugurata con un altro programma, però per le dirette evidentemente avevo sbagliato qualcosa, adesso invece mi risulta che essere tutto funzionante. Bene, allora cosa vi posso dire innanzitutto? Beh, vi posso dire che nelle ultime 2 settimane purtroppo non sono riuscito a entrare in molti posti, sono nell'azienda agricola Manzolli, dove vedrete molti video, un video e molti shorts sul canale, perché praticamente è stato appunto l'unico luogo dove sono entrato, è un'azienda agricola dove si produceva biometano, quindi un odore tremendo, poi ho rischiato l'infarto per colpa di alcuni colombi che sono sbucati da un silos dal nulla nel silenzio. E in queste 2 settimane ci sono state le vacanze, quindi ho lavorato, non ho avuto ferie, sono andato con mio figlio fino a Napoli a vedere la partita, ho girato dei brevi video anche lì, anche uno sullo scandalo dei prezzi dell'autogrill, ma siamo su un altro argomento, per chi volesse guardarlo comunque è sul canale. E diciamo che questo aggiornamento bisettimanale punta di più che sul descrivere quello che ho fatto negli ultimi 15 giorni, sul dirvi cosa farò nei prossimi 15, perché domani, tempo permettendo, perché qui piove, ma dove vado non dovrebbe piovere o piovigginare, andrò in zona Udine Nord a vedere alcune opere del Vallo Alpino e anche luoghi civili dove, per esempio, in un posto c'è stata una tragedia, un edificio è stato inghiottito dal terreno e sono morti tutti tranne una persona. Lì c'è una stele che ricorda, un monumento che ricorda questa tragedia. Io domani andrò lì e vi farò vedere tutto. Quindi sarà un misto di militare e non militare, anche se alla fine anche questo luogo c'entrava un po' con zone militari, perché siamo sempre nelle zone Udine Nord dove ci sono forti, castelli, un po' di tutto, quindi bunker, opere, e quindi domani, tempo permettendo, ce ne saranno delle belle, se ne vedranno delle belle veramente. Poi cosa vi posso dire? La settimana dopo andrò in zona Pordenone a visitare un misto di luoghi civili, come stalle ad esempio, stazioni, e luoghi militari come opere della fanteria d'arresto. Bene, io non mi dilungo oltre, però volevo ringraziare tutti per il successo del canale YouTube dello scorso anno in cui ho superato le 5 milioni di visualizzazioni, ho superato le 7.000 iscrizioni al canale, e vi dico che per quest'anno ho l'obiettivo di raddoppiare tutti i numeri. Perché ho l'obiettivo di raddoppiare tutti i numeri? Perché vedo che comunque ci sono dei canali che fanno più o meno, espongono i miei stessi contenuti, ma i miei video io li ritengo, e anche alcuni di voi me lo dice, io ritengo questi i miei video superiori a quelli di altri canali. Perché? Perché gli altri canali, per esempio, si dilungano sulla partenza la mattina, sui panini che mangiano. Io mangio al volante, non so se ve l'ho mai detto, io mangio mentre guido, mi sposto da un posto all'altro perché la benzina costa, il tempo è denaro e io non ho modo di andare in giro tutta la settimana, questo non è un lavoro per me. Qualcuno di voi dice: "Che bel lavoro che fai", magari questa è una passione che costa, perché ogni volta che io faccio un'uscita, che entri o che non entri nei posti, lo spostarmi tra benzina e autostrada mi costa da minimo 50 € a massimo 70 €, 80 anche in alcuni casi. Quindi, come voi potete capire, è un bel costo. Poi c'è da mettere il mangiare, se porto via mio figlio vado in ristorante, quindi sono ancora più soldi, e quindi è un costo non indifferente tutto questo. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito, continuiamo con le nostre dirette, con i nostri aggiornamenti e ci sentiamo prossimamente per le novità del canale. Buona giornata a tutti e grazie ancora.